veramente io devo solo ringraziare intanto voi che avete pensato ai volontari, alle associazioni, agli impini, eccetera, che per noi sono stati grandi. Io devo ringraziarli dal profondo del cuore, veramente, perché sono riusciti in pochissimo tempo a sistemare un ospedale e farlo diventare efficiente ed efficace. Sono rimasto strabiliato anche da quello che sono riusciti a far dentro, anche dal punto di vista delle tecnologie, e credo che l'impegno da parte nostra sia quella comunque di fare in modo che questa struttura resti viva, resti quindi presente per il territorio. E abbiamo fatto con il presidente, col coordinatore, abbiamo fatto una scommessa. Abbiamo detto che se loro restano qua a lavorare dentro, noi in qualche modo rendiamo viva questa struttura, no? Ed è un impegno, ecco, che ci prendiamo, perché veramente è stata un'operazione straordinaria, pochissimo tempo, hanno sistemato, con l'ausilio anche di nostri, che ringrazio, i nostri collaboratori, l'ingegnere Maldo Lorenzon, che è stato l'anima di questa, da Parperluz, di questa struttura, no? E continua a essere l'uomo nostro, come si suol dire a Havana, una battuta, nel senso che è qua, che continua a lavorare e a tenere i rapporti con loro. E questo per me voglio dire, grazie veramente con il cuore, perché la protezione civile è grandiosa, perché abbiamo visto fare cose straordinarie. La protezione civile poi è nazionale, ma io dico la protezione civile veneta in particolare, per quello che ha fatto dal Vaia, cioè grandi, indubbiamente grandi, col cuore, veramente con l'anima, fisicamente, ore e ore e ore, senza mai pensare che le ore passano date gratuitamente. Quindi grazie, poi abbiamo visto la vostra straordinarietà nel recupero di questo ospedale, quindi bravo.